Benvenuti, oggi è domenica 13 agosto 2023. Il sole sorge alle 6:13 e tramonta alle 19:56. La luna sorge alle 21:15 e cala alle 7:30. Oggi si celebra Sant'Ippolito. Il nome Ippolito ha origine greca e significa che scioglie i cavalli. Il suo numero fortunato è il 7, il colore è il verde, la pietra lo smeraldo e il metallo il rame. Quando si preparano le cose arrostute, questo condimento non può mancare. Il salmoriglio è un miscuglio di odori e profumi siciliani che esaltano il gusto della carne e del pesce. La sua preparazione è semplice, ma viene modificata in base al piatto da condire. Innanzitutto il salmoriglio ricorda la salamoia, ovvero acqua e sale. Gli ingredienti principali sono acqua, olio, sale, rosmarino, pepe verde e aglio. Si aggiunge limone nel caso del pesce alla griglia, aceto per la carne. Sono 70 le candeline per Rosalino Cellammare, meglio noto come Ron. Brucia le tappe della carriera artistica e a soli 16 anni partecipa al Festival di Sanremo in coppia con Nada, mentre l'anno dopo si presenta a Un disco per l'estate col brano Il gigante e la bambina, firmato da Lucio Dalla. Il sodalizio col cantautore bolognese segna la sua maturazione con la produzione di Piazza Grande, cavallo di battaglia di Dalla. Nel 1980 pubblica il primo album come Ron e 2 anni dopo trionfa al Festival Bar con Anima. Nel 1996 con Vorrei incontrarti fra 100 anni vince a Sanremo in coppia con Tosca. Festeggia 65 anni Domenico Dolce, lo stilista siciliano fondatore insieme a Stefano Gabbana della casa di moda Dolce & Gabbana. Fin da piccolissimo fa lavoretti nella sartoria del padre e a 6 anni cuce i suoi primi pantaloni. Nel 1981 avvia il sodalizio professionale con Stefano Gabbana e nel 1985 i due presentano la loro prima collezione di moda a Milano. Nel suo lavoro sono innumerevoli le ispirazioni siciliane. Infine oggi compie 44 anni l'attrice polacca Kasia Smutniak. A 17 anni inizia la carriera di fotomodella e viene chiamata da un'agenzia milanese che le apre le porte della moda e soprattutto della pubblicità. Nel 2000 debutta al cinema col ruolo di protagonista in Al momento giusto, esordio alla regia di Giorgio Panariello. È sul set di Radio West nel 2003 che conosce Pietro Taricone, ex GFino che diventa il suo compagno. I due hanno una figlia e rimangono insieme fino alla tragica scomparsa di lui nel 2010. Due uomini che si baciano. È l'immagine più famosa di quel che resta del muro che ha diviso la città di Berlino per ben 28 anni. I protagonisti raffigurati sono il leader sovietico Brezhnev e il presidente dell'allora Repubblica Democratica Tedesca Honecker. A partire dal 13 agosto del 1961 la città di Berlino viene materialmente separata in due attraverso un muro eretto secondo le autorità della Germania dell'Est per evitare invasioni dall'ovest, ma in realtà finalizzato a bloccare l'esodo dei cittadini verso l'Occidente. In quasi 30 anni saranno decine i morti tra coloro che tenteranno di scavalcarlo. Sapreste indovinare qual è la parola più lunga della lingua italiana? La risposta è precipitevolissimo. Ah, vabbè, quella che leggete qua davanti. È un avverbio composto da 26 lettere, noto per essere la parola più lunga del dizionario italiano. Precipitevolissimamente. Chi è? È il momento tanto atteso per scoprire i segreti delle stelle, quindi lasciatevi trasportare dai consigli di Marco Amato. Buona domenica ai 12. Oggi la domenica sembra tutta dedicata al sole, al mare e alla famiglia o agli affetti veri. Vediamo come. Ariete. Luna in Cancro, un po' di nostalgia probabilmente, forse perché siete lontani o con qualcuno, ma dovrete sempre valutare il fatto che per adesso state ricostruendo il vostro patrimonio affettivo ed uscire dai soliti schemi è qualcosa che vi fa veramente bene. Toro, la giornata di oggi
arriva finalmente a materializzare ciò di cui avevate bisogno, ovvero un momento con il partner, e finalmente smetterete di petulare in continuazione degli spazi e dei momenti che il partner non sempre vi può dare. Gemelli, giornata oggi di luna molto comunicativa e molto accesa e anche un po' gelosa. Probabilmente oggi siete alle prese con una difesa dei vostri affetti motivata assolutamente dal fatto che ci terrete a ribadire quanto amate qualcuno, qualcosa o la vostra famiglia. Cancro, splendida giornata oggi, il weekend è veramente strepitoso, la luna nei vostri gradi polarizza tutta l'attenzione di Mercurio, Marte, Giove e Urano. Che dirvi se non che oggi potete tutto, giornata pienamente magica. Del resto alla magia appartiene il vostro segno zodiacale. Leone, giornata oggi che vede il vostro Sole e la vostra Venere scontrarsi ancora con Urano e Giove. Oggi forse non vi va di fare tutta una serie di cose in famiglia, tenderete un po' a fuggire, quantomeno coi pensieri, comincia una certa insofferenza affettiva. Vergine, giornata oggi molto piena di energia da parte di Giove, di Urano e Marte e Mercurio che si avvalgono delle loro caratteristiche. La Luna gioca un ruolo essenziale proprio perché questa potrebbe essere una lunga domenica di passioni. Bilancia, giornata oggi con una luna di traverso, ma tutto scorre sereno intorno per le cose a cui veramente tenete. Le prospettive future vi faranno un pochino elucubrare su quanto ancora aspettate che si concretizzi. Tentate in serata di dividere il tavolo con degli amici che vi distraggano un po'. Scorpione, giornata splendida con una luna in trigono che vi avvantaggia in tutto e anche Saturno e Nettuno che letteralmente vi fanno sognare. Oggi e questo weekend è stato benedetto dalla passione, quindi provate a viverla in maniera spensierata, leggera e serena. Sagittario, i recuperi zodiacali cominciano ad arrivare, anche se Marte e Mercurio pungolano un po' e vi si consiglia sempre di non dire troppo. Oggi la Luna quantomeno non vi crea dei problemi emotivi, cercate quindi di stare vicino alla persona che vi piace, incurante di tutto il circostante. Capricorno, seppure la Luna è d'opposizione, la state usando in maniera molto elegante, ovvero la prospettiva delle cose tra voi, il partner, tra voi e ciò che è giusto fare o meno tra voi e le persone che amate. Non siete al centro, siete dall'altra parte, quindi cercate di caricare anche sulle vostre esigenze, spesso a volte trascurate. Acquario, giornata piena di grandi novità, si avvicenderanno tutta una serie di eventi che vi permetteranno di partire, stare con amici, divertirvi e di essere sereni e leggeri. Oggi riuscirete a chiudere degli impegni per poi finalmente darvi alle tanto sospirate vacanze che quest'anno, come non mai, vi siete meritati. Pesci, giornata da sogno oggi con questa luna splendida in trigono e che dà sicurezza al vostro Saturno, niente crisi, ma soprattutto è Nettuno che gode in serata di un dolce e romantico fine settimana. Divertitevi. Sei un videomaker? Hai sempre sognato di vedere il tuo lavoro in TV? Antena Sicilia sta preparando un contest imperdibile per tutti gli appassionati di documentari video. Quindi invia i tuoi cortometraggi o video alla nostra email dedicata che troverai in sovraimpressione. Non lasciarti scappare questa incredibile opportunità. Per secoli è stato un mestiere per soli uomini. Dal 2010 il cambiamento epocale. A vogare tra i canali di Venezia c'è anche una donna, la prima nella storia dei gondolieri. Indossare la tipica maglietta a righe bianche e blu è il sogno fin da bambina di Giorgia Boscolo, desiderosa di ripercorrere le orme del padre. Così, il 13 agosto, a soli 24 anni e con 2 figli piccoli, si presenta all'esame di abilitazione, riuscendo a superarlo brillantemente. Oggi esploreremo insieme il fenomeno del ghosting. Ghosting si riferisce a una situazione in cui una persona che state frequentando o con cui avete una relazione decide di sparire del nulla, proprio così, senza darvi una spiegazione. Potremmo tradurlo con ti sta ignorando. E a voi? È mai capitato di ghostare qualcuno o forse siete stati ghostati?
Non dimenticate di andare su YouTube e iscrivervi al canale Sicilia Play per rivedere tutti gli episodi dell'Almanacco e non solo. Oggi vi presento Herbert George Wells, il padre della fantascienza. Attribuisce il proprio successo a vari incidenti. Da bambino, durante il recupero per una gamba rotta, scoprì la lettura e dopo la laurea, una grave emorragia lo spinse a dedicarsi completamente alla scrittura. Immagina dimensioni alternative, viaggi nel tempo e spedizioni sulla Luna. Sposa una sua allieva, concedendosi scappatelle che credeva stimolassero la sua creatività. Inoltre fu un visionario, proponendo l'idea di un'enciclopedia mondiale, un cervello mondiale in cui concentrare la saggezza dei migliori professionisti. Questa profezia si sarebbe avverata qualche decennio dopo con l'avvento di Wikipedia. Ci salutiamo con la frase del giorno. Non vedo nessuna contraddizione tra le idee che sostengo io e quelle professate da quell'uomo straordinario che è stato Gesù Cristo. Ci vediamo alla prossima puntata. Buona giornata dalla vostra Naomi.